non sta che mette mandosso. Non sta che mette... Come era già accaduto altre volte, alla fine è l'esasperazione che prende il sopravvento agli imbarcaderi. Ma questa volta qualcuno ha filmato la scena e a Venezia il video ha prima iniziato a circolare da cellulare a cellulare e poi è finito sui social. Siamo alla fermata Serenella di Murano. Il vaporetto è stracolmo e il marinaio chiude gli ingressi. Se ne riparla alla prossima corsa. Un viaggiatore è rimasto fuori, però sale sul tetto del motoscafo, deciso a raggiungere così la propria destinazione. Viene corsa. Il personale ACTV si ferma. Viaggiare con un uomo sul tetto non è previsto dal codice di navigazione. Le proteste degli altri passeggeri e la minaccia di chiamare i carabinieri non sortiscono effetti finché non è un altro viaggiatore a intervenire. Non sta che mette mandosso. Non sta che mette... In alcuni casi a Venezia non c'è alternativa all'uso del mezzo pubblico, al lento incedere dei battelli, e viaggiare stipati come sardine a 9,50 € se si è senza i mob non è l'ideale, ma è soprattutto se a Venezia si vive e lavora e si perdono corse perché i mezzi sono pieni che la situazione diventa pesante, se non incandescente nei casi più estremi. Jonathan Montanariello è consigliere regionale del Partito Democratico, ma anche dipendente ACTV con un passato da sindacalista nella Filt CGIL. Quando c'è il carnevale, l'amministrazione non può pensare che Venezia sia un grande luna park dove basta fare eventi e attrarre la gente. Bisogna anche lavorare sui servizi, perché se dopo tu pensi a far diventare Venezia un grande parco divertimento, i lavoratori e l'utenza si trovano in queste situazioni. È un padre di famiglia che esce la mattina di casa per lavorare, magari anche costretto ad andarsi a prendere un avvocato per giustificare cosa è successo senza che lui lo volesse.